Stato Quotidiano incontra l'imprenditrice Angela Meomartino, candidata per il Consiglio Comunale di Manfredonia per le imminenti amministrative. Siamo arrivati del 7 novembre 2021 nella lista Strada Facendo a sostegno del candidato a sindaco l'ingegnere Gianni Lodice della coalizione di centro-destra. E allora, signora Meomartino, partiamo dalle motivazioni di questa candidatura. Lei perché si è candidata? È una bella domanda. Innanzitutto buonasera ai lettori di Stato Quotidiano. Io quest'anno ho ritenuto opportuno candidarmi perché nella mia vita ho maturato, credo, l'esperienza giusta per metterla a servizio dei cittadini di Manfredonia. Anche se non sono manfredoniana d'adozione, non di nascita, però vivo qua dal 1995 e qui ho creato la mia famiglia, qui ho creato un'attività al Parco Sopim, un'attività che insomma con dei dipendenti, una vera e propria azienda. E quindi da questo punto di vista tutte le problematiche io le vivo tutti i giorni. Vorrei anche ampliare, ma non è possibile. Per quanto mi riguarda mi sta bene così, per quanto mi riguarda, ma agli altri non sta bene così. Parla della situazione del Parco Sopim. Parlo della situazione al Parco Sopim, che è grave, ma parlo della situazione manfredoniana, certo, perché non c'è lo sviluppo. Innanzitutto bisogna, a Manfredonia bisogna fare le infrastrutture strategiche che permettono lo sviluppo del territorio, certo, e ancora non avviene. A Parco Sopim abbiamo proprio le buche che se non siamo attenti sprofondiamo. Per infrastrutture strategiche intendo telefonia, servizi, non solo strade. Illuminazione. Allora, però quindi partiamo quindi dalla persona. Quindi lei ha detto che si candida perché ha maturato una grande esperienza come imprenditrice per la sua azienda, eccetera, che vuole dare alla comunità questa sua esperienza, certo, che ha maturato. Non sappiamo qual è la sua azienda. La mia azienda si chiama Puglia Oxygen, tratto tutti i tipi di gas industriali e distribuisco anche fuori Manfredonia, naturalmente. Sì, in buona parte della Puglia. Dipendenti. In Puglia e anche oltre, finché conviene. C'è un'altra aziendale di rilievo. Sì, certo, ma potrei fare di più, parlo di me come ditta, perché se avviene lo sviluppo io posso assumere altro personale, come me anche altri, anche altri. E quindi partiamo da questo, ha detto che siete presenti nel Parco Sopim, sì. Quali sono le sue idee per questa area di Manfredonia? Che sappiamo è un consorzio di imprese, un'area privata. Certo, allora io chiedo al futuro sindaco, in questo caso io mi auguro Gianni Lodice, perché ha tutte le caratteristiche, cioè noi lo vogliamo proprio come sindaco perché è una persona intelligentissima, è un imprenditore, è stato presidente di Confindustria, è stato docente universitario, chi più di lui? Chiedo che venga per lo sviluppo, che avvenga la trasformazione da consorzio ad area industriale, certo, come area industriale, sì, certo. Parco Sopim. Abbiamo problemi con l'acqua, con la luce, la sera è pericoloso. A Parco Sopim ci sono 33 aziende che potrebbero moltiplicarsi perché potrebbero assumere altro personale. Non aziende, per titolari, dipendenti, certo. Aziende, sì. Certo. Per cui è una fonte di reddito, certo, per Manfredonia, visto che i giovani se ne stanno andando, perché noi eravamo 59.000 abitanti, ne siamo 55, e questo deve far pensare. Si è fermato lo sviluppo dell'economia, quindi questa azione sul Parco Sopim, da renderlo area industriale, magari come la zona ASI e Xenio, certo, favorire l'infrastruttura potrebbe consentire alle aziende di assumere altro personale. Certo, nonché chiedo delle agevolazioni, finanziamenti,
in modo che chiunque possa aprirsi un'attività. Non dobbiamo pensare sempre al posto fisso, certo. Anzi l'idea del posto fisso deve essere un attimo accantonata. Certo. Per le imprese, personalmente non l'ho mai pensato, io mi sono realizzato, ho messo su famiglia pensando, vogliamo parlare un po' di lei, insomma, della sua in questo caso. Prego. Io nella mia vita ho fatto un po' tutto in ritardo, perché un po' tutto da sola, con i miei mezzi. Mi sono diplomata all'Istituto Tecnico Industriale qui a Manfredonia e non mi vergogno a dirlo perché tante persone mi conoscono. Io mi sono diplomata alla scuola serale, perché? E ho scelto la scuola statale, non un diploma comprato comunque, e chi mi conosce sa cosa significa, perché io sempre, in passato ho sempre lavorato, ho dovuto pensare a lavorare, ho dovuto pensare a togliere i debiti alla mia azienda, quindi non potevo trascurarla in nessun modo. Quindi nel momento in cui ho dedicato tutta la sua vita al lavoro, certo, dopo aver lavoro, a mio figlio era piccolo, quindi non potevo proprio prendermi altri impegni, certo. E quindi nel momento in cui poi ho avuto più tempo mi sono realizzata in questo senso. Mi sono iscritta all'università perché secondo me lo studio deve far parte di ognuno di noi sempre, perché solo così ogni volta impari talmente tante cose che diventi una persona nuova. Certo. E voglio mettere a disposizione il mio sapere, nonché la mia esperienza, ma il mio sapere lo voglio mettere a disposizione dei cittadini manfredoniani. Io penso una cosa, io penso che non lo so alla fine chi mi voterà, cosa succede, io non lo so, perché in certi momenti sono molto fiduciosa perché vedo che la gente trova consensi nelle persone perché amano Gianni Rodice, perché gli piace il programma di Gianni Rodice, un programma completo. Poi altri momenti dico vabbè, magari prenderò pochissimi voti, però voglio dire, io poi resterò anche dopo. Non mi serve solo per la visibilità. Quindi oggi questa sua candidatura va al di là, cioè, il suo impegno va al di là di questa candidatura. Certo, io resterò anche dopo. Quindi comunque si impegnerà in attivismo e anche per lo sviluppo della zona del Parco Soprim, anche al di là di questo. Al momento per la mia candidatura rappresento Parco Soprim, perché veramente già se riusciamo in quello significa che un po' di sviluppo a Manfredonia lo portiamo. Quindi mi faccio responsabile di tutti i miei condomini, certo, che li rappresento e mi sono presa l'impegno, e con me l'impegno se l'è preso anche Gianni Rodice, quindi alla fine non è che poi dobbiamo fare brutte figure, non esiste. Quindi automatico un suo ingresso in consiglio comunale dovrebbe consentire lo sviluppo di certo, perché in primis quello, che non è poco, no. 33 aziende abbandonate, non è poco. Da anni. Magari la gente dovrebbe venire a vedere un po' lo scempio che c'è in tutto, l'immondizia, ora parlano tutti dell'immondizia, c'è anche quella abnorme, però non è che è quella che determina, non è quella che determina il sottosviluppo, certo. È una componente. Volevo chiedere, al di là del Parco Soprim, come consigliere comunale, diciamo, per la quale rappresentava la candidatura, ha altre idee per Manfredonia, altre proposte, non so, sul verde, sul turismo, sul commercio, altre idee al di là del Parco Soprim? Allora, secondo me se avviene lo sviluppo, si avviene cominciando dalle infrastrutture strategiche e lo sviluppo del territorio, sarà tutto automatico. Se la gente lavora e sta bene, avrà un decoro personale, il decoro dell'ambiente, specialmente dopo al secondo anno di pandemia la gente è traumatizzata, quindi tutta la situazione è peggiorata, perché comunque sappiatelo, noi c'è Manfredonia è tutta da ricostruire, perché comunque sì, abbiamo avuto 25 anni di malgoverno, per cui ora che abbiamo trovato questa persona che è Gianni Rodice e che ha rinunciato, scusatemi se apro la parentesi perché anzi le virgolette, ha rinunciato allo stipendio per 5 anni, sono tanti. Allo stipendio di sindaco per 5 anni sono tanti soldi, che non sa come deve farci capire, io amo Manfredonia, voglio fare del bene, ma non sa più in che lingua dice, dobbiamo dare la possibilità a questa persona di poter governare, dobbiamo dare la possibilità
possibilità, perché dall'altra parte abbiamo già visto cosa hanno fatto e non possiamo permettercelo, altrimenti sarà un punto di non ritorno. Sarà molto difficile cambiare le cose dopo. Lei ha detto comunque che non le hanno chiesto di candidarsi, quindi comunque non è stato Rodice, no. La coalizione, è stata lei che ha scelto questa figura, ritenendola quella più giusta per il sindaco. Io ho scelto di candidare dopo un'attenta valutazione del programma, ho scelto di candidarmi nella lista di Gianni Rodice. L'ho scelto io. Questa lì ha scelto? Sì. Chiaramente dopo abbiamo avuto dei colloqui, per cui anche lui ha ritenuto opportuno. Certo. Diciamo che ha ritenuto opportuno perché lui pensa che io abbia dei requisiti, tutti i requisiti per la candidatura. Per concludere, riesce a dire in 20 secondi un suo sogno per Manfredonia? Qual è il sogno che ha per questa città? Beh, quello che ho detto prima secondo me non è un sogno, è tutto realizzabile, possibile. Immaginiamo le persone che stanno bene, che lavorano, che possono mettere su famiglia, più asili, cioè che tutto funzioni meglio ed è tutto possibile, perché sappiatelo, gli imprenditori hanno un grande cervello, gli imprenditori risolvono i problemi. Devo aggiungere una cosa, nella lista di Gianni Rodice c'è anche la coalizione di destra. Perché? Perché comunque un sindaco da solo non può governare. Un sindaco ha bisogno del sostegno politico alla provincia, alla regione, e da solo nessuno da solo può fare niente. Ricordo ancora che Gianni Rodice darà un contributo di soldi che lui ha rinunciato come dare questo contributo a famiglia, a favore disagiati, il che non significa assistenzialismo. Noi abbiamo bisogno di dare la dignità alle persone. L'assistenzialismo li tiene dormienti, le persone dormono, stanno col cellulare. Invece hanno necessità di essere stimolati perché per poter è un fatto psicologico. Perché per i bambini è importante giocare, per i grandi il lavoro il giocattolo è un lavoro, quindi è come togliere a un bambino il giocattolo. Questo sta succedendo a noi. La gente non sta bene così e non ha bisogno di assistenzialismo, eccetto per quelle persone che non possono lavorare o magari deve essere momentaneo, non a vita. Sì. Allora, noi abbiamo chiacchierato, abbiamo detto, con l'imprenditrice Angela Martino, lo so prima, per motivazione della sua candidatura, per il Gianni Rodice, noi la ringraziamo. No, ma io ringrazio voi per avermi invitata, non pensavo, mi scuso per tutte le mie gaffe, perché io non sono abituata a parlare, però andate a votare, perché ci sono oltre 15.000 persone a Manfredonia che non votano più e noi non vogliamo il ballottaggio, altrimenti, cari signori, significa che tutte le promesse che adesso l'ingegner Rodice sta facendo e il bellissimo programma che ha non lo può mantenere. Non va bene, perché questa è proprio il giorno 7, dobbiamo dare veramente una svolta a questa città e io ci credo, come ho creduto in me stessa, nelle cose che ho realizzato. Basta avere volontà nella vita, volontà e buon senso e amore per il prossimo. D'accordo, allora grazie davvero grazie ancora a voi. Angela Martino, candidata per il Consiglio Comunale di Manfredonia per le amministrative del 7 novembre 2021, siamo quasi arrivati nella lista strada facendo, sono sempre il candidato a sindaco l'ingegnere Gianni Rodice, la coalizione di centrodestra. Buonasera, signori di Stato, grazie. Buonasera.